Il tema fonamental è a voi intentare recuperare la lingua e portarla a dins delle scuole. E això, in teoria, è possibile perché tenim due norme, due leggi, una del governo autonomico di Sardegna del 1997 che preveu e tutela la lingua a Sardegna, al Sarte, la lingua sarda a Sardegna e al català all'Alghè. E una legge del 1999 del Parlamento italiano che tutela 12 comunità linguistiche a Italia, presenti a Italia, e dona l'opportunità di fare progetti e di inserirla anche nel mondo della scuola. També sì, però il mondo della scuola è governato totalmente dal Ministero dello Stato italiano. Sardegna non ha autonomia scolastica. Ma recentemente è stata una legge regionale del 2018 che ha stabilito che la cattedra della lingua venga insegnata alle scuole, fino alle scuole del milione più petite, fino alle scuole superiori. E a questa legge preveu che sia una richiesta da parte delle famiglie che quando scrivono l'uminio alle scuole tengono di dichiarare che vogliono imparare l'inglese. Per ora questa legge preveu 2 ore alla settimana dell'insegnamento e state di fare attraverso dei progetti che le scuole presentano alla Regione Sardegna per prendere il finanziamento per fare questi progetti. Questa è la situazione che è ora. Diciamo che quando è cominciata questa legge a essere usata in pratica, ci sono state difficoltà perché c'era tante famiglie che domandavano l'insegnamento. 400 milioni dall'anno passato che domandavano di essere di fedizione ungherese anche queste 2 ore. Però si trovavano milioni che volevano imparare l'ungherese ma non avevano disponibilità da parte delle scuole. Ora la cosa sta un po' migliorando perché si sta, come tutta la legge anche una novità, si sta facendo un periodo di rodaggio, entrerà in funzione direttamente, però è un passo importante. Il municipio di Raghe ha fatto la parte che teneva di fare, che era prevista la legge. La legge diceva che per l'insegnamento alle scuole monastere formare gli insegnanti per la conoscenza della gherese e nosaltres nel 2021 abbiamo fatto la certificazione linguistica degli insegnanti ungheresi e sono una trentina di insegnanti ungheresi che hanno fatto un esame organizzati dai municipi di Raghe, ma la Generalitat di Catalunya e ma la Regione Sardegna hanno fatto l'esame di conoscenza della gherese di categoria C1, C1 che si arriva che è del livello europeo e quindi che è già state fatte. Però fortunatamente, per fortuna, a Raghe ha tante insegnanze che invece non ottenere la certificazione fanno di propria volontà lezioni al gherese, quindi attraverso progetti che fanno alle scuole, di canzoni, di edizioni, quindi donc parallelamente a questa cosa normativa, è anche una parte importante delle insegnanze della scuola, soprattutto delle mignonezze, della scuola elementare, che fanno lezioni al gherese. Cada settimana fanno 1 o 2 ore al gherese, fanno canzoni soprattutto, ma contas, raccontas, poesie al gherese. Dunque, a questa iniziativa è già per fortuna di insegnanze che també sì, non è la legge che i Dio che te lo deve fare, lo fanno la materia che c'è una ricchezza che tenima anche. Però allò che gli amantem è che falta un uso sociale della lingua, è una comunità che può fare més per diffondere la lingua, ampliare la lingua in qualsevol contesto. Ha cominciato també degli ambienti istituzionali onde praticamente si parla solo in italiano, mentre si può arrivare a parlare anche in inglese.